Ebrei, capitolo 2. Non andiamo a salvezza. Proprio per questo, abbiamo a mettere tutta l'attenzione nostra, tutte le forze nostre, per mettere in pratica tutto quello che abbiamo sentito. Se non vogliamo uscire fuori, la via giusta. Già che la masciata è Dio, portata all'angelo rindo il passato, siamo stati buoni e tutti quelli che non l'hanno voluto sentire e non l'hanno voluto mettere in pratica, sono stati tutti quanti castigati come si meritavano. Per questo, come potremmo sfui noi a rendere a chi lo castiga, si trasasama una salvezza così rossa? Per prima, che si asciuga a rendere la bocca di Dio, poi è stata spalfacata e confermata per noi, a tutti quelli che l'avevano sentita, a rendere la bocca del Signore. E Dio danna, attestava parola sua pure con segni e prodigi e miracoli, e ogni sorta. E curiale lo Spirito Santo, che esso faceva scendere in gola a tutti quelli che voleva. A redenzione realizzata da Cristo e non all'angelo. Dio non ha messo sotto potere l'angelo, che il mondo futuro e che a noi mo ne parliamo. Anzi, rendano passare a Bibbia, c'è sta uno che dice che re non innanzi a te, che sei Dio perché ti ricordasse essa, e o figlio e l'uomo perché tu ti piasse cure essa. Le fatte poche, a sotto a tutto l'angelo, e le incurunate roli a onore, e mise rinde in mano sua il potere, coppa a tutte le cose. E se Dio era da esso potere in coppa a tutte le cose, vuol dire che non ha lasciato niente che non potesse essere sottomesso a esso. Zino a questo momento noi non vorremmo ancora che tutte le cose sono state messe sotto il potere suo. Guardiamo invece a Gesù, perché esso solo per poco tempo fu fatto poca sotto all'angelo e mo invece o vorremmo incoronato e roli a onore per mezzo che la morte capa tutto. E a così, grazie a Dio, la morte sua ha portato un profitto in gola a tutto quanto noi. Perché Cristo ha avuto soffrire. Dio, che crea e fa campare tutte le cose, voleva portare parecchi figli a pigliare parte a tutta la roglia sua, perché è giusto che esso facesse diventare perfetta per mezzo della sofferenza di Gesù, che è il capo, che accompagna tutta la gente in da salvezza. Tutto quanto tengono un padre solo, tanto Gesù che pulizza l'uomo da tutti i peccati, loro, che l'uomo che vengono pulizzato a esso. E proprio per questo Gesù non si piglia scorno di chiamare frate suoi quando dice parla a raggi te innanzi a tutti i frati miei, Signore, che andrà a raggeroli tuoi in mezzo all'adunanza. E poi, rinda a Dio e raggi tutta la fiducia mia. E ancora, ovvicanno, io e i figli che Dio mi ha dato. Questi figli sono tutti l'uomo fatti di carne e sangue, perché se pure Gesù è diventato come a loro, ha voluto pigliare la stessa natura a loro. E a così, per mezzo della morte sua, ha potuto smantellare il diavolo, che tiene potere della morte, e ha potuto liberare tutti quelli che campavano sempre incatenati sotto lo schianto della morte. E certo che Gesù non si piglia cura tanto dell'angelo quanto che tu stesso si piglia cura di tutti i discendenti di Abramo. E proprio per questo aveva diventato tale e quale a tutti i frati suoi. A così è diventato per loro un sommo sacerdote, chi ne pietà, fedele, rinde a tutte quelle cose che importano a Dio, e ha liberato il popolo rinde a tutti i peccati loro. E mo' è capace di aiutare tutti quelli che si trovano rinde alla tentazione, perché pur esso ha voluto provare la tentazione e ha malapaduto rinde a tutta la vita sua.